C'è Denis Incanuti. Ecco l'angolo nostro Leonardo Bertocco, camisette amici della box mestre. Attendiamo l'angolo blu, la fiera della box del Asilo. Nel frattempo presento Giorgia, la nostra cartellina ring di queste 3 serate pugilistiche. Facciamo un applauso a Giorgia di bianco vestita in questa domenica pomeriggio. Un applauso a Lorenzo Potere, box Cardignasilo, finale chilogrammi 54, 3 riprese di box da 3 minuti ciascuna, a dirigere Denis Incanuti. Ripeto, finale dei campionati regionali elite al limite dei chilogrammi 54. Prima ripresa. State via da lì. Questo torneo, quelli che vincono oggi vanno al nazionale, gli assoluti italiani sono più importanti. Termina così la prima ripresa.
squadra della finale degli grammi 54. Campionati italiani che si svolgeranno in dicembre a Gallipoli, Puglia. Devono fare l'inchiesta, devono avere un po' di match, però quelli che sono qua siamo a livelli alti. Poi ricorderò anche gli sponsor, amici, le tre società pugilistiche che hanno organizzato questi campionati regionali, cioè la Box Piovese, Box Cavanza di Chioggia e la Box del 2010. Potete vedere anche scritti i nomi alle mie spalle, sullo schermo illuminato e gigante, poi li citerò anche a voce. Attenzione, fuori in secondi. Hai la porta, ce l'hai così sfuso, non hai porta per uomo? Quello lì è nostro. Quale? Questo? Sì, quello lì sta dopo. Seconda ripresa. Poi c'è il maio che abbiamo il quarto Termina così la seconda ripresa. Prossimo match, finale chilogrammi al limite degli 86 kg per appunto. Invito a prepararsi Riccardo Boscolo Meloni, Box Cavazzari Chioggia e Davide Contri della Stay Fight Club Verona. Saranno loro a disputarsi il titolo regionale, il titolo veneto della categoria per appunto chilogrammi 86. Attenzione, fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa.
limiti di grammi 54, uno finale spettacolare guidato da vincente Renato Bertocco, capistrato all'inizio del box master e Lorenzo Potane, box Agliano. Complimenti e applausi meritati per i due pugili. Andiamo a premiare i due pugili, Davis Bombon, Costiero. Abbiamo già i cartellini, quindi i pugili al centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Bene, siamo pronti per il verdetto, vince il nuovo campione regionale Elite categoria chilogrammi 54 all'angolo blu. Grandi applausi per Renato Bertocco e le capistrelle di Media, il grande Davis Costiero, eccolo qua, che è stato campione 3 volte italiano dilettanti, e si piuma 4 volte Davis, 4 volte perdonami, campione italiano ed europeo, nonché Unione Europea professionistici per più. Bene, un bel applauso ai due pugili, scendono dal ring, applauso a Davis. Saliamo di categoria, finale chilogrammi 86. Vediamo chi dirigerà questo match. Damiano Tasinato dirige questo match. Dove sederti qua? Sicuro? Aspetta, tutto mio qua. Riccardo Boscolo Meloni, box Cavarza di Chioggia. Il suo antagonista Davide Contri, Speri Fight Club Verona. 3 riprese di box, boxing da 3 minuti ciascuna, finale chilogrammi 86, a dirigerla Damiano Tasinato. Attendiamo un attimo per questa finale, devono essere pronti tutti gli arbitri a bordo ring, daremo inizio, daremo vita appunto a questa finale, chilogrammi 86, ricordo nuovamente sul ring, il Paraverde e il Paramonteverde di Lietoli, Riccardo Boscolo Meloni, box Cavarza di Chioggia e Davide Contri della Speri Fight Club Verona. Pronti per la finale chilogrammi 86, prima ripresa.
Davide! Davide! Muoviti! Da così termina la prima ripresa. Rigore finale, campionati regionali elite, chilogrammi 86. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa.
Ripresa. Prossimo match finale chilogrammi 80. Invito a prepararsi Nicola Varagnolo, box Cavazzari Chioggia, ed Enrico Manfron della Cuba Box Goero Vicenza. Ricordo finale chilogrammi 80. Attenzione, fuori in secondi. E la terza in l'ultima ripresa. E termina così il match, questa finale chilogrammi 86 tra Riccardo Oscolo Meloni, box Cavazzari Chioggia, e Davide Conti della Sperifat Club Verona. Andiamo a premiare i due pugili, l'assessore dello sport del comune di Cambalongo Maggiore, il signor Luca Callegaro. Bene, cartellini raccolti dall'arbitro, il nostro commissario Gemma della Vedova, quindi pugile a centro ring per il verdetto finale, grazie. Allora, diamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale in Inter categoria chilogrammi 86, Davide Codri. Un applauso anche a Riccardo, il vostro Meloni.
box Cavazari Chioggia. Premia Luca Cavallaro, assessore allo sport del comune di Campolongo Maggiore. Foto di rito ovviamente. Poi sceglieremo di categoria. Bene, un applauso ai due pugili. E siamo alla finale, chilogrammi 80. Sul ring a contendersi il titolo regionale Elite, per appunto di questa categoria, Nicola Varagnolo, box Cavazari Chioggia, ed Enrico Manfrone nel Cuba Box di Vicenza. Abbiamo già l'arbitro sul ring, Denis Giovanni Federico, eccolo qua. Se lui a dirigere questo match, questa finale, al limite di chilogrammi 80. Nicola Varagnola, box Cavazari Chioggia, Enrico Manfrone, Cuba Box Vicenza. Vai Enrico! Ovviamente 3 riprese di box, 3 minuti ciascuna, in palio il titolo regionale Elite, categoria chilogrammi 80. Avanti Enrico! Forza Enrico! Prima riprese. Così lontano, così lontano! Lontano Enrico! Nome cognome! Nome cognome! Nome cognome Enrico! Nome cognome! Lontano candidato, forza! Aspetta Enrico! Allora così la prima ripresa. Ricordo che dopo questo match avremo 3 combattimenti, 3 fight fuori programma.
poi riprenderemo con le finali kg 57. Abbiamo anche dell'ottima musica, miscelata dai DJ, Borgo Ring, abbiamo Duran Duran, The Reflex del 1985 questa canzone, così bella grande. Bene, torniamo alla box ovviamente, attenzione fuori i secondi. Seconda ripresa. Montate gancio destro, forza! Paola, dai contatto adesso però. Ieri sì però. Nome cognome! Questo è il cognome! Montate di gancio destro, forza! Dai Enrico! Nome cognome! Numero di telefono! Anche civica di casa, montate con destro! Così termina la seconda ripresa. Prossimo comandamento prossimo match, è un match fuori programma. Si prepara Marco Sonero del pugilistica udinese e Simona scheggia Agro dalla box piovese, quindi un match fuori programma e seguiranno altri due tra Vincenzo Tobia e Delaya Armer e poi Andrea Gomero opposta a Lucia Scala, quindi box femminile fuori programma. Comunque vediamo un attimino e viviamo le fasi salienti l'ultima ripresa di questa finale. Chilogrammi 80, ricordo sul ring Nicola Varagnolo ed Enrico Banfroni. Enrico, forza! Enrico! Attenzione, fuori i secondi. Enrico, montante, gancio destro, forza! Montante, gancio destro, non più! Forza! È la terza ed ultima ripresa. Fallo! Montante, gancio destro, eccoli! Ancora! Rifallo, eccoli! Bravo! Montante, gancio destro! Gira! Bravo! Braccia aperte, dammi l'altra parte!
dietro, la mano avanti. Fallo! Montate gancio destro! Montate gancio destro! Fallo! Montate! Montate! Montate gancio destro! Anche la testa Enrico! Anche la testa! Anche la testa! Uno avanti, lo secondo! Uno avanti, lo secondo! Arbitro, arbitro! Sono dei doti a sto giro alla fine, appunto in questa finale che abbiamo lottato per Nicola Caragnolo, mostrando che conosceremo con un confronto coach e Guerra Vicenza. Tra poco il verdetto finale conosceremo il campione regionale elite di questa categoria per l'appunto chilogrammi 80. E abbiamo già i cartellini, quindi avete i pugili al centro arena per il verdetto finale. Grazie. E vediamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale elite categoria chilogrammi 80 all'angolo blu Enrico Mazzo. Un applauso anche a Nicola Caragnolo dalla box della Cavazza di Chiorto, il suo marito che è un protagonista. Premia Andrea Scalise, presidente della box Piovese. Bene, siamo giunti ai match fuori programma, quindi non validi per questi campionati regionali elite. Il primo match vedrà sul quadrato del Pala Monteverdi di Lietoli i due pugili Marco Solero, pugilisti udinese, e Simone Scheggia Adro della box Piovese.
Vedo già pronto il pugile all'angolo rosso della pugilistica udinese, Marco Solero. Attendiamo l'alfiere della box chiavese, Simone Scheggio Agro all'angolo blu. Ecco, sta avvicinando all'angolo blu Simone Scheggio Agro. Arriva già Marco Solero, facciamo un applauso della pugilistica udinese. Un attimo di attesa, poi saremo pronti per questo match fuori il programma. Eccolo qua. Simone Scheggio Agro, box piovese. Ricordo che Simone Scheggio Agro è già qualificato ufficialmente per le finali dei campionati italiani, saranno a Gallipoli in Puglia in dicembre. I campionati elite. Match fuori programma, chilogrammi 53 limite, 3 riprese di box, 3 minuti ciascuna a dirigere queste riprese, questo match, Dennis Incanuto. Pronti per questo match? Fuori programma ai limiti di chilogrammi, 53. Prima ripresa.
Termina così la prima ripresa. Ora che termine della serata premieremo anche il miglior pugile, ovviamente di questi 3 giorni in pugilistica, imparando appunto sui campionati regionali Elite, un bellissimo trofeo che dovrebbe essere aggiudicato ovviamente al miglior pugile di questi 3 giorni, di queste 3 serate pugilistiche. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. E così termina la seconda ripresa. Prossimo combattimento, secondo fuori programma, invito a prepararsi Vincenzo Tobia della box Canazza di Pioggia e Delay Armel della Treviso Ring. Box a limiti di grammi 92 sarà il prossimo combattimento qui al Polo Sport Monteverde di Vietto. Attenzione, fuori i secondi. E la terza ed ultima ripresa.
fuori. Devo dire sicuro. Il primo comandante. Ma sta bravo. No, vabbè, ha fatto questo sono fantastici. Eccolo adesso. Vai. Termina così il match tra Marco Storiano, pugilista udinese, e Simona Schiacciagro della box del Piovese. Bellissimo match, al quale aspettiamo ovviamente il verdetto finale. A premiare due pugili chiamo Davis Bombon Boschiero. Lo facciamo un applauso a Davis. Bene, pugile centro riga per ricevere il verdetto finale, grazie. Diamo il verdetto, incontro pari tra Marco Solero e Simone Schieggio Agro. Medaglia consegnata da Davis Bombon Schiero ai due pugili, protagonisti di questo match fuori programma. C'è anche un premio offerto da Valegeria Ragazzi via Santa Lucia a Padova. Foto di rito ovviamente. Sta quieto, sta quieto. Sono i due pugili. Vorrei ricordare una piccola cosa, Andrea e Davis. 10 anni fa giusti, praticamente Davis fu scippato dal titolo mondiale WBC a Tokyo contro Takahiro. Correva l'anno 2012 in questo periodo. Un applauso a Davis, grande Davis con un schiero. Allora passiamo al secondo match fuori programma. Vincenzo Tobia, box da Lazzari Chioggia, e Darmer Benai della Treviso Ring.
Ecco qua Vincenzo Tobia, Fox Cavarzari Chioggia. Attendiamo il suo protagonista Albert Delay della Treviso. Ring. 3 riprese di box da 3 minuti ciascuno, limite di chilogrammi 92. A dirigere questo match Damiano Tasinato. E sempre Giorgio ovviamente la nostra valletta cartellina ring di queste 3 giornate pugilistiche. Un applauso a Giorgia, grazie, molto legati di questa giornata pugilistica. Prima ripresa. Ma quando vai su? Sono il penultimo. Dai. E così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa.
Brasile, seconda ripresa. Prossimo match fuori programma, il terzo e l'ultimo fuori programma, pugilato al femminile, quindi vinto Andrea Gomiero di box 2010 e Lucia Scala, pugilistica udinese, a prepararsi per questo match, per questo combattimento di box femminile. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa. Una hora la vamos.
E torna così il match tra Vincenzo Tobia, box Cavazza Chioggia e Ahmed Delay della Treviso Ring. Facciamo un applauso. Questo match al limite dei chilogrammi 92 fuori programma, tra poco il verdetto finale. Adesso chiamo a premiare i due pugili, Christian Benvenu della ditta Crayfield. Grazie. Bene, pronti con i cartellini? Pugili a centro ring, grazie. Diamo il verdetto, incontro pari tra Vincenzo Tobia ed Ahmed Delay. Andiamo a premiare Christian Benvenu della ditta Crayfield. Poi facciamo salire sul ring anche il presidente della box piovese, Andrea Scalise, e devi dire anche due parole. Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti in questa 3 giorni di pugilato. Devo dire che il pubblico è sempre stato molto appassionato e molto folto. Gli incontri sono stati veramente all'altezza delle aspettative e questa sera abbiamo anche un amico della box piovese, un amico del pugilato e una persona che ci dà una mano quotidianamente nell'organizzazione anche per parlare di pugilato, perché anche parlare di pugilato è aiutarci a continuare in questa nostra mission, che è di portare il pugilato anche nelle scuole. E quindi grazie anche a questi sponsor, la box piovese, come la box di Cavarzere e la new box di Vietoli, con le quali stiamo collaborando per organizzare al meglio questi campionati, ci aiutano a portare avanti dei progetti importanti per le scuole. Noi per di Sacco ne abbiamo chiuso uno con le scuole d'Avila e mi auguro che anche i miei colleghi delle altre società riescano in questo intento. È chiaro che tutto questo è possibile grazie ai pugili e grazie all'amore dei tecnici e dei maestri che si dedicano tutti i giorni a loro. Però intanto vorrei ringraziare il mio amico Cristian e consegnargli questo nostro gagliardetto della box piovese in segno di amicizia e stima. Andrea. Bene, pronti per il match femminile. Giovanni Federico a dirigere questo match tra Andrea Gomiero, New Box 2010 e Lucia Scala, pugilistica udinese. Bene, potete salire sul ring. Eccoli qua. Andrea Gomiero, New Box 2010. Lucia Scala, pugilistica udinese. Box femminile, fuori programma, 3 round, 3 riprese di box da 3 minuti ciascuno. A dirigere Giovanni Federico.
Prima ripresa. Enrico, domani ci fuori no. Guarda, l'ho notato la potenza. Hai fatto un facciasso. Ebbene così la prima ripresa. Perché quando eravamo in crisi abbiamo io ho detto che delle testate, cioè mi hai aperto, poi ma non ho fatto qualcosa che si può fare Mentre l'altro non c'è stop, è fenomenale. ma infatti No, sta accadendo. L'altro non c'è stop. ma infatti là Io non mi roba. È un pezzo di gamma questo qua, giusto? Freed from Desire. Ricordi? È usato anche in tutte le strade di calcio. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. cioè domani devo stare nuovo, no, devo stare nuovo. Forse quello
Termina così la seconda ripresa. Prossimo match, ricominciamo con i campionati regionali elite, match ufficiali. Finale chilogrammi 57. Invito a prepararsi Manuel Zancarli della Boxing Fighters Verona e Roberto Mazzon della Treviso Ring. Fuori in secondi. E la terza, in l'ultima ripresa. Sì, sono un po' nero.
match di box femminile tra Andrea Gomiero nei box del 2010 e Lucia Scala della pugilistica udinese. Tra poco il verdetto finale. Subito dopo finale chilogrammi 57 i campionati regionali elite. Su ring saliranno Manuel Zancarli e Roberto Mazzoni, rispettivamente Boxing Fighters Verona e Treviso Ring. Viene i cartellini, quindi invito le due pugiliste, le due atlete a centro ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Quindi abbiamo il verdetto, vince all'angolo rosso Andrea Gomiero, la box 2010. Per applauso anche a Lucia Scala, la pugilistica udinese. Premia il presidente della box pugliese, Andrea Scalisi. Viene foto diritto anche. Quanto manca? Applauso alle due ragazze, le due atlete che scendono dal ring, le pugiliste in questo caso, e passiamo alla finale, chilogrammi 57. Bene, Dennis Incaruti a dirigere questo match, questa finale dei chilogrammi 57 tra Manuel Zancarli, Boxing Fighters Verona e Roberto Mazzoni, Treviso Ring. Manuel Zancarli, Boxing Fighters Verona. Roberto Mazzoni, Treviso Ring. 3 riprese di pugilato di box da 3 minuti ciascuna, in palio, la finale chilogrammi 57. Dirigerà questo match, questo combattimento, Dennis Incaruti. Prima ripresa.
Termina così la prima ripresa. Ricordo il finale, chilogrammi 57 di questi campionati regionali elite che si tengono qui al Palazzetto Monteverdi di Vietoli, Campo Maggiore. Ricordo organizzati da Box Piovese in collaborazione con il Box 2010 e Box Cavanza di Chioggia e di specie anche assessorato allo sport del comune di Campo Maggiore. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. E così la seconda ripresa. Prossimo match è finale chilogrammi 71. Invito a prepararsi Luca Cucco Boscolo della box Piovese ed Oreste Cattaneo, Cami Stender, amici della box Mestre. Si disputeranno e contenderanno la finale chilogrammi 71. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Era così la finale, kilogrammi 57 tra Mauro e Zancano, boxing fighters vero Roberto Mazzone, la Treviso Ring. Nel match anche questo teniamo il verdetto finale, conosceremo il campione regionale di questa categoria, chilogrammi 57. Solo 10 euro dove? Coda dei cartellini da parte dell'arbitro, del referee. Bene, sono in possesso dei cartellini, quindi invito i pugili al centro ring per il verdetto finale. Grazie. Bene, diamo il verdetto. Vince del nuovo campione regionale elite chilogrammi 57 all'angolo rosso Manuel Zaccani, Box Fighters Verona. Per applauso per Roberto Mazzoni della Treviso Ring. Ovviamente il suo valido bravo antagonista. Premi ai due pugili Andrea Scalise, presidente della Box Piovesi. Applauso ai due pugili che scendono dal ring. Tra poco passeremo alla un'altra finale, saliamo di categoria, finale chilogrammi 71. Saliranno sul ring a contendersi il titolo regionale Luca Cuco Boscolo, Box Piovese, ed Oreste Cattaneo della Cami Center Amici della Box Mestre.
sul ring Damiano Tasinato, sarà lui a dirigere questa finale. C'è il commissario, quindi siamo pronti per chiamare i pugili, guidare i pugili sul quadrato. Luca Cucco Boscolo, box Piovese. Oresti e Cattaneo, Camisender, amici della box Mestre. Finale chilogrammi 71, 3 riprese di pugilato di box da 3 minuti ciascuna. In palio il titolo chilogrammi 71, il titolo regionale Elite. Allora, tutti i vincitori, i campioni veneti regionali parteciperanno alle finali nazionali che si terranno a Gallipoli in Puglia in dicembre. Bene, pronti per la finale chilogrammi 71. Prima ripresa. Termina così la prima ripresa.
Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Termina così la seconda ripresa. Prossima finale, diagrammi 63 500, invito a prepararsi Osman Voci, box Pagarotti Verona e Edoardo Bertì, Cuba Box Luero Vicenza. Ricordo che al termine di questa serata, del 30° match, premieremo anche il miglior pugile in questi 3 giorni di pugilistica, cioè i campionati regionali Elite. Attenzione, fuori in secondi. Per la terza ed ultima ripresa.
E termina questa finale, vincente appassionante, alle 20.71, facciamo un applauso ai due atleti, Luca Bucomoscolo e Oreste Catania. Tra poco daremo il verdetto e conosceremo il vincitore del campione regionale elite di questa categoria, per l'appunto del 71. Andiamo a premiare i due pugili Andrea Scalise, presidente della box. Piovese. E abbiamo i cartellini, pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. Bene, abbiamo il verdetto, vince il nuovo campione regionale elite categoria chilogrammi 71 all'angolo blu Oreste Catania della distretta amici del box. Grande applauso a Luca Bucomoscolo della box Piovese. Foto di rito meritate per i due protagonisti di questo bellissimo match. Ed il premio offerto da Valigeria Ragazzi di Santa Lucia a Padova. Applauso ai due ragazzi dei pugili che scendono dal ring, grazie. Passiamo alla finale 63-500 che sarà diretta da Giovanni e Federico. Italiano sul ring Osman Voci, box Padrone di Verona, e Edoardo Bertin, nuovo box Vicenza. Osman Voci, box Padrone di Verona. Torniamo anche il suo antagonista, nel nuovo box Vero Vicenza. Forza Edo! Un applauso a Giorgia, elegante, bella e simpatica Giorgia, la nostra dialetta ufficiale, queste 3 giorni pugilistica. Vai Cadello! Nel turno di applauso anche per Edoardo Bertinculo, box di Vicenza. 3 riprese di box da 3 minuti ciascuna, in pari alla finale, il titolo chilogrammi 63-500. Si contenderanno il titolo Osman Voci, box Padrone di Verona, ed Edoardo Bertin, una box di Vicenza. Dirige Giovanni Federico. Forza Edo! Prima ripresa. Forza Edo! Concentrato Edo! Vai Edo! Vai cazzo! Vai Edo! Dai! Vai cazzo! Bravo! Non parlate con lui! 1-2! Vedi a capo! Vai Edo!
Termina così la prima ripresa. Vai Edo! Ecco poi i piedi! Attenzione, fuori i secondi. Vai Edo, vai Edo! Forza Edo! Seconda ripresa. Vai Canelo! Come cognome!
Bene, abbiamo i cartellini, quindi pugili al centro riga per il verdetto finale, grazie. Passiamo alla musica, grazie. Edoardo vince. Bene, abbiamo il verdetto, Edoardo gli ha vince. fatto il culo. Allora, per RSC, Edoardo Verdetto, Vicenza, nuovo campione regionale, 63 500. Facciamo un applauso a Dos Marvoci, la box Marvoci di Verona, insomma lo sfortunato antagonista. Quindi il campione regionale 63 500 è Edoardo Bertini. Bravo! Bene, passiamo alla prossima finale, chilogrammi 60. Sarà un match tra Bruno Condemi, New Box 2010, Derek Gomba, Union Box Mestre. C'è Dennis Incanuti, Gio Sorriga, sarà lui a dirigere questa finale. Bene, possono salire sul ring i pugili. Bruno Condemi, New Box 2010. Erika Gumba, Union Box Mestre. 3 round, 3 riprese di pugilato da 3 minuti ciascuno in palio il titolo regionale elite della categoria chilogrammi 60. A dirigere questo match Dennis Incanuti. Dai, io che ci studiamo di sushi. Adesso devo ripartire. Prima ripresa. Vai. Abbiamo una palestra. Io voglio fare i video. Ah no, io lo faccio giovedì. Fai giovedì? Ah, perché è scomodo che c'hai anche lezioni. Ma appunto perché no, possono dire perché se no venire su e tutto. Ma cazzo, ma dimmi com'è? Ma sai adesso c'è un altro problema perché ho fatto un colloquio per fare un tirocinio. C'è mia sorella che c'ha sto figlio e si deve fare un colloquio di tirocinio. Faccio un combattimento in più? È bello perché faccio anche esperienza. Però diciamo hanno detto che se le cose vanno bene da entrambi le parti. Maestro! E siamo a 400? Siamo a 400? Grazie, siete gentilissimo. Ma figurati, ero anche qua vicino, quindi mi ha fatto piacere anche. Ho fatto il dito anche. Bravo, dai. Ciao Albi. Ciao. Grazie per il pugno,
è stato un bel colpo di sfiga, cioè È bello che pugno quella è proprio alla fine. Alla fine. no, mi è andata la testata. Alla fine. Ho preso la testata il primo round qua. E 2 testate l'ultimo round, sto bastardo. Sì, sì. Oh, mi sei incazzato di me dopo. Oh, guarda che ho giocato poco di quando mi Fabio Cosino, prima ripresa. faccio le chiude entrate le testate e fa ma non l'ho fatta apposta. Sì. Cioè, quando eravamo nel concerto, che io ero il regista, metteva l'arbitro diceva io non ho fermato. Cioè, mi diceva proprio già una ragione. No, dice, ma se vedi che sto girato, devi dare colpi, ma l'abito va bene. Ma tu devi farlo di quello. Sì, ma gli rode solo che... Poi ho visto che c'aveva la famiglia, ho detto, la bambina piccola di fianco. Ma sai che vuole dire qualcosa? Ma ho visto, ma che vuole dire così? Quello che ho visto la sua ragazza. Sì, sì, esatto. Attenzione, fuori i secondi. Quando poi infatti subito ho iniziato Infatti anch'io uguale, io sto per dire qualcosa, aspetta un attimo. Seconda ripresa. Perché la boia per la moglie? La ragazza? sì. Bisogna gli tirare una doppia ginocchiata di braccio nel dentro. Hai dato 5-6, ho fatto. Gli ha parlato di 5-6. Le ho dato a Davide. Oh, chi è che... Oh raga, chi è che fa danno? Chi è che fa danno? Io. Ah no, aspetta, fai tu d'angolo. Ah, no, fai a chi? Ma io. Boh, per me è uguale. Ma vai tu che parli anche bene, cazzo. Parlo anch'io bene. E parli più con te, cazzo non te. No, no, Yuri chiede di cattiveria. La straccia asciugamano. Non mi veniva la parola, cazzo. Gianni, c'è lui. C'è Gianni. 2 e poi Questo è un altro po'. 2. Non erano 2. Che è successo? Mi ha tirato la testata. Chi? Nero, mi ha tirato la testata. Anche ieri a me è uguale. Sai perché sono un paio? Perché il naso? La prima l'hai già fatta, come voglio la seconda, cazzo. Voglio la seconda. Ora è stato decretato lo stop del match, si va ai cartellini ovviamente Oh, l'ha aperto, per decretare il vincitore e campione regionale, L'ha aperto la testa. categoria chilogrammi 60. Si va ai cartellini. Quindi in teoria chi ha vinto il primo round? Vai, che vinci. Vediamo. Adesso vince che sta vincendo il primo round.
piace che cazzo deve essere una miseria. Sì? Grazie, fa troppo. L'arbitro Dennis dicono di sta raccogliendo i cartellini per poi vanno verificati dal commissario, cioè dalla vedova, e poi daremo il verdetto e conosceremo il vincitore, il campione regionale di questa categoria, chilogrammi 60. Pugili al centro ring per il verdetto finale, grazie. Bene, diamo il verdetto, vince il nuovo campione regionale Elite chilogrammi 60 all'angolo blu Eric Bruno, Piano Box Mestre. Un applauso da Bruno Condeni per lo scordato del sale della New Box del 2010. Premia Andrea Scalise, presidente della Box del Piovese. Devi continuare a mettere il ghiaccio. Va bene, passiamo alla finale regionale, Friuli Venezia Giulia, Francesco Milocchi, box Partito Trieste e Damiano Rossolino, box Elicoptera, Bolzano. Una finale a limite di chilogrammi 75, sarà Damiano Tasinato a dirigere questa finale regionale Friuli Venezia Giulia. Attendiamo i due pugili sul ring per dare vita a questo match. Non ho i guanti. Non hai guanti. Me li date tutti via. Se tu fai il lavoro come vada, ma devi fare il lavoro. Puttana. Bene, un applauso dei pugili, Francesco Milocchi e Damiano Russolino. Tre riprese ovviamente di box di pugilato da 3 minuti ciascuna, in palio la finale chilogrammi 75, questa volta regionale Friuli Venezia Giulia. Giorgia esibisce il cartello e ci sta a testimoniare a dire che inizia la prima ripresa e inizia il match, questa finale chilogrammi 75. Vuoi addominare io? Prima ripresa. Venire per il colpo femminile. Prego. Ma io sono forte. Guarda che viene abbastanza. Sono una ma tutti in famiglia. Per esempio mia sorella è più piccola. Anche quella anche se è più bassa. Basta che porta dei soldi. Resta. Amo, vale. Ehi. Nome e cognome.
Enrico, chiama Ramon che devo fare i compitori. Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa di questa finale regionale, Friuli Venezia Giulia, chilogrammi 75. Vai, metti i guanti. Termina così la seconda ripresa.
Per il prossimo match, quindi prossima finale, questa volta chilogrammi 67, campionato regionale Elite Veneto, si preparano Ted Gianni Iao Doria, Coa Box Guerra Vicenza e Michele Zavolotri della pugilistica Scaligera Verona. Attenzione, fuori i secondi. E la terza ed ultima ripresa. E termina così questa finale regionale Friuli Venezia Giulia tra Francesco Milocchi e Damiano Rossolillo, categoria chilogrammi 75. Tra poco dovremo il verdetto e conosceremo il vincitore del campione regionale Elite. Subito dopo finale chilogrammi 67 tra Ted Gianni Iao Doria della Club Box Liguiro e Michele Zavolotri della pugilistica Scaligera Verona. Pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Allora diamo il verdetto, vince del campione regionale Friuli Venezia Giulia, all'angolo blu Damiano Rossolillo.
box di Coda Bolzano. Un bel applauso al suo antagonista Francesco Vilocchi della box Ardita Trieste. Premio Andrea Scalise, presidente della box Piovese. Foto di rito ovviamente per i due pugili e il presidente. Ricordo questa 3 giorni pugilistica organizzata da 3 società, Box Piovese, Box Cavarzari Chioggia e New Box 2010. 3 giorni di grande box, 3 giorni per questi campionati regionali elite. Al momento della finale chilogrammi 67, sul ring il referee l'arbitro Giovanni Federico a dirigere questo match. Attendiamo sul ring Ted Gianni Doria e Michil Zobonotti, rispettivamente box, Cubo Box Guiro Vicenza e pugilistica Scaligera Verona. Michil Zobonotti, pugilistica Scaligera Verona. Ted Gianni Doria, Cubo Box Guiro Vicenza. Enrico, l'unico. Sono via prima. 3 riprese di box di pugilato da 3 minuti ciascuna, in palio il titolo Veneto regionale e chilogrammi 67. Gianni! Pronti per questa finale, chilogrammi 67. Quello che c'è, Gianni! Prima ripresa. Chiede a Yuri. Chiede a Yuri. Chiede a Yuri. Eccolo là, è lì in fondo. Guarda volta, Ieri, guarda volta! Guarda volta! Guarda, Ieri, guarda! Guarda, Ieri, guarda! Guarda, guarda, Ieri! Bravo! Guarda, Ieri, guarda! Guarda! Guarda, Ieri, guarda! Dov'è la trombetta? Vai Gianni! Vai! Vai Gianni! Guarda Gianni, guarda! 4 colpi Gianni!
Termina così la prima ripresa. Cos'è che aveva? Vai Gianni, è tuo! Comunque che aveva fatto un video al tipo, cazzo. Madonna. Porca noia. Vai Gianni! 4 colpi! 4 colpi! Cazzo è tuo! 4 colpi Gianni! Attenzione, fuori in secondi. Forza Gianni! Gianni! In seconda ripresa. Vai! Vai Gianni, 4 colpi! Dai cazzo! Vai Gianni, 4 colpi, eccoli! Difendilo! Sì, vai! Hai fatto male! Dai cazzo Gianni! Ecco! Nome e cognome Gianni! Nome e cognome Gianni! Dai che la vinci tu! Nome e cognome Gianni! Sì! Vai! Wow! Vai tu! Cazzo Gianni! Vai! Madonna, che cazzo aspetta? Vai Gianni! Vai avanti! Eccolo! Vai, continua Gianni! Bravo! Vai! Eccolo! Vai Gianni! Vai! Termina così anche la seconda ripresa. Questa finale arriva dei chilogrammi 67. Prossima finale, chilogrammi 75, anche l'ultima finale, l'ultimo match di queste 3 giorni pugilistiche qui al Palasport Monteverde di Lietoli. Invito a prepararsi Sebastian Johan Cantone della Cuba Box del Guerrero Vicenza e Luca Barbaresco della Box Santa Monica. Ricordo anche che al termine della manifestazione premieremo il miglior pugile di questi campionati regionali elite. Attenzione, fuori in secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Paradenti. C'era Giulio, c'era io, c'era io. Dai Gianni! Vai cazzo! Dai Gianni! Dritti Gianni! Gianni fai una finta! Dai Gianni! Che cazzo tieni? Che cazzo tieni? Non lo so perché. Porta voi Baiani! Gianni 4 colpi! Vai, vai! Vai! Vai Gianni! Dai Gianni! Dai cazzo! Manca poco, dai tutto! Dai tutto! Dai tutto Gianni, manca poco! Forza Gianni! Questo è cazzero. Gianni, manca poco! Tutto Gianni, tutto! Termina il giro di questa finale, al limite di grammi 67 sul ring, Ted Johnny Iautoria e Michele Zavoloni. Chiamo a premiare i due pugili, Luca Desoani, titolare di Desoani Ecologia, anche noi abbiamo prestato del pugile, come Luca, vediamo dov'è, eccolo qua, ciao Luca. Vai Gianni! Allora c'è Luca Desuani Ecologia, ex pugile, perché bisogna ricordare che è stato un ex pugile, Luca. Quindi un doveroso applauso a Luca Desuani. Cartelletti raccolti, pugile a centro ring per il verdetto finale, grazie. Perché a volte capita che si quindi controllano se... Bene, che col verdetto vince ed è il nuovo campione regionale chilogrammi 67 all'angolo blu il Zorrati, pugilistica Staligera Verona. Applauso anche agli autori della Cuba Box Vicenza. No, poi scusate, ci tirano i colpi. Fotografia di rito. Per un bel applauso dei pugili a Luca Desuani Ecologia. E passiamo al prossimo match finale. Chilogrammi 75, l'ultimo match. Dopo ricordo sempre premieremo il miglior pugile di questi 3 giorni pugilistici. Vai Canton! Forza Yuan! Bene, si è venuti a dirigere questa finale, attendiamo i due pugili sul ring.
Sebastian Johan Canton, Buca Boxer per la Vicenza. Luca Barbaresco, Boxer Bologna. Fra riprese di pugilato di box a 3 minuti ciascuna, in palio alla finale il titolo dei chilogrammi 75, campionato regionale Veneto Litti. Vai Barbo, che facile! Vai loco! Facilissimo! Facilissimo! Adesso vedete missili terra-aria che partono. La mano avanti, Johan! Johan! Prima ripresa. Vai Johan! Matalo! Vai loco! Vai mamma! Vai papà! Vai loco! Vai Barbo! Bravo Johan! Forza Johan! Forza Johan! Vai Johan! Timo! Bravo! Ballo! Vai cazzo Johan! Un solo pugno per Johan e Vai Johan! Vai Johan! Vai Luca! Vai Luca! Forza Johan! Ce l'hai in pugno Johan! Match facile Johan! Vai papà! Eccolo! Eccolo! Per così la prima ripresa. Adesso mi prende il ritmo. Adesso mi prende il ritmo. Grande il suo capire. Vai Johan! Vai Barba! Vai Johan! Vai! Azione fuori in secondi. Vai Barba! Vai Luca! Seconda ripresa. Quattro colpi Johan!
Yuan, 5 colpi, cazzo! Vai, vai! Yuan! Il campione! Quattro colpi! Vai Yuan! Vai Yuan, vai loco! E così è la seconda ripresa. Sta tirando colpi, cazzo. Guarda, colpi. Tira colpi. Yuan, tira più colpi! Adesso da tutto cazzo. Alla fine di questo match mi raccomando non andate via perché dobbiamo premiare il miglior pugile e dopo dobbiamo fare una breve presentazione dei saluti finali ovviamente di tutti coloro i rappresentanti delle società che hanno allestito questa grande 3 giorni pugilistica qui al Pala Monteverdi di Netri. Vai Yuan! Azione fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa.
box Santa Monica. Bella finale anche questa, il verdetto, conosceremo il campione regionale elite di questa categoria, chilogrammi 75. Così me ne poteva proprio. Allora, Leonardo Pizzo per cortesia, al tavolo, speaker e commissario, grazie. Così me ne puoi vincere. Leonardo Pizzo, lo attendiamo. Che pressione quello gli anni. E portare svolge cazzo. Sei riuscito a gestire la cosa. Sapevo che potevo vincere, capito? Non avevo, cioè, capito? Probabilmente. Dai, capita, cioè io non vedo su, sapevo che potevo vincere, però. E le pugile centralini per il verdetto finale. Anche a me è capitato. Diamo il verdetto, vince il nuovo campione regionale, merito chilogrammi 75, angolo blu, Luca Barbaresco. Cosa che si basta io al campione del tuo box, e lui. E dopo facciamo troppo difesa passiva. Premia Andrea Scalise, presidente della box Iovesa. Guarda che non lo picchiavo, carendo. No, lo buttava a volte. Guarda che non fa tempo.